Ben ritrovati a Mesede Kesitake. Da mesi stiamo facendo la cucina del Friuli Venezia Giulia, siamo passati per la Carnia, per le valli del Natisone, per le valli dello Iudrio, anche per la zona collinare e siamo arrivati fino a Trieste con le ricette anche per l'aperitivo con il Lip Tower triestino. Oggi abbiamo un ospite che arriva dalla Carnia, dal comune di Lauco, per cui le farò una ricetta carnica con una contaminazione delle colline moreniche. Ci vediamo tra poco. Abbiamo quindi della farina 00, della farina di grano saraceno, un po' di farina di mais, burro morbido, uova, crema di latte, un po' di sale, 2-3 cucchiaini di semi di papavero del prosciutto di San Daniele. Cominciamo quindi a preparare i blacks al prosciutto di San Daniele. Oggi mi faccio aiutare da una planetaria dove inseriremo le farine, così. Tutte e tre. Cominciamo a mescolarle. Cominciamo ad aggiungere le uova una alla volta. Un uovo alla volta, facciamo partire la planetaria con la foglia, così piano piano impasta. Una volta che le uova si sono amalgamate, andiamo ad aggiungere un po' di burro morbido. E continuiamo ad impastare. Una volta che l'impastatrice ha fatto il suo lavoro, portiamo la pasta sulla spianatoia, gli diamo un'infarinatina e la finiamo di lavorare con le mani. Con questa ricetta stiamo ottenendo una pasta piuttosto grezza ed è una vecchia ricetta. Ad oggi chiaramente i blacks si possono fare anche con semplicemente acqua e farina, con farina e cacao. È una ricetta molto simpatica che mangiamo spesso ed è i blacks al cacao con seppie e cipolla caramellata. Casomai ve la faccio nelle prossime puntate. Siamo arrivati al panetto sodo, liscio e abbastanza consistente da poter essere steso, lo lasciamo riposare mezz'oretta mentre prepariamo il condimento. Per prima cosa metterò a tostare dei semi di papavero, quindi in una padellina antiaderente, senza nulla, accendiamo a bassa temperatura e lasciamo tostare. Nel frattempo in una padella capiente andremo a sciogliere un po' di burro. Sono sicura di essermi dimenticata che ci sta bene anche un filo d'olio volendo. Così. Una padella capiente, dicevo, perché poi una volta che andremo a cucinare i blacks, li scoleremo direttamente nella padella con il condimento. Mentre si scioglie il burro, vi parlo un pochino del prosciutto di San Daniele. Il prosciutto di San Daniele è dolcissimo, per cui anche in queste ricette dove viene un pochino riscaldato non perde mai la sua morbidezza e il suo gusto dolce. L'importante è tagliarlo sottile, io oggi l'ho tagliato in maniera irregolare, andrò semplicemente a strapparlo a pezzettini e lo verserò nel burro dopo che si sarà sciolto e dopo aver spento il fuoco. Così non si rovina il prosciutto. È un trucchetto perché tante persone mettono il prosciutto crudo nel burro in cottura. C'è il rischio che cuocendo il prosciutto diventi un pochino rancido e avendo un prosciutto di San Daniele DOP sarebbe veramente un peccato. Lasciamo quindi appassire il prosciutto semplicemente con il burro caldo a fuoco spento. E lui piano piano si ammorbidisce e diventa una bellissima consistenza. Aggiungiamo a questo punto la crema di latte, così,
e i semi di papavero che abbiamo fatto tostare. Una bella mescolata. Abbiamo amalgamato tutto, copriamo e lasciamo che tutti questi profumi e sapori si mescolino mentre andiamo a stendere la pasta. A questo punto la pasta ha riposato una mezz'oretta, coltello, rotella, mattarello e stendiamo la sfoglia. Adesso ho tagliato delle striscioline lunghe e strette. Non è necessario essere proprio degli ingegneri, perché i blacks in friulano, la parola blacks significa toppe, quindi devono quasi obbligatoriamente avere una forma irregolare. Oggi li farò un po' a triangolino, ma possono essere anche tipo delle fettuccine larghe e cortine. Via via che sono pronti, io oggi sto facendo dei triangolini, li dispongo su un vassoietto di carta e poi li farò bollire in acqua salata, dove aggiungerò anche un goccio d'olio in modo che non si appiccicino uno all'altro. Per preparare la ricetta dei Blacks al San Daniele ci serviranno 3 uova, 50 g di burro, 50 g di farina di mais, 100 g di farina di grano saraceno, 160 g di farina 00, 150 g di prosciutto crudo, 2 cucchiaini di semi di papavero, 200 g di crema di latte e sale quanto basta. I Blacks al San Daniele sono pronti, finalmente è arrivata anche Evelyn. Evelyn ha fatto un viaggio un po' lunghetto, anche se il Friuli è una bella terra piccolina, ma arriva dal comune di Lauco, quindi da Buttea per la precisione. Evelyn, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a te Tiziana di essere qua con te e sono contenta. Com'è andata la strada? Sì, non sembrava lungo il viaggio, ma siamo stati poco tempo a arrivare giù. Bene, ormai Sì, c'è sì, l'autostrada, sì, insomma, sì. E quindi si viaggia bene. Sì, sì. C'è ancora neve lassù? Come siete messi? No, quest'anno niente neve, quindi c'è siccità, diciamo. Anche lassù? Sì, tanta, c'è poca acqua dappertutto, si inizia già a vedere che inizia a calare l'acqua. Anche sulle montagne c'è poca neve rispetto all'anno scorso, che a Buttea c'è 1,5 metri di neve ancora in questo periodo e quest'anno è tutto secco. Tutto secco. Tutto secco. È freddo. Sì, sì, è una stagione veramente particolare, Sì. anche noi qua abbiamo le pevarini, sai le erbe, quelle Sì, del sì. papavero, che sono ferme, non Sì, riusciamo sì. ancora a raccoglierle Sì. perché sono nate ma non riescono ad andare avanti, Sì. quindi purtroppo insomma il clima Sì. sta interferendo un pochino, stanno cambiando un sacco di cose. Quello che non è cambiato invece è il tuo amore per la tua terra e per certi animali di cui adesso ci racconterai Sì. da quando eri piccolina. Sì. Com'è nato questo amore? Raccontaci, Evelyn. Beh, la mia famiglia
sono sempre, cioè i miei genitori, entrambi vengono da una famiglia che hanno sempre allevato mucche, soprattutto dalla parte di mia mamma, no? Che è una famiglia comunque importante, hanno avuto sempre le mucche, quindi è un legame di sangue, no? Questa passione, no? Anche da parte dal papà. E i miei genitori hanno voluto continuare tenendo le mucche per conto nostro, per uso familiare. E all'inizio, quando ero piccola, tenevamo solo mucche, no? E come ti avevo già raccontato, a circa la mia età di 7 anni, tutti in famiglia avevano deciso di prendere anche le capre, perché dove abito io sono cresciuta a Misincinis, una frazione di Paolaro. C'era anche un altro signore che aveva le capre e le mucche, e mi ricordo quando ero piccola mio papà, in questo periodo che nascono i capretti, mi portava a vedere questi capretti e lì io mi innamoravo a vedere tutti questi capretti, no? E da lì abbiamo preso le prime nostre 2 capre e da lì ho sempre tenuto le capre. Adesso quante ne hai? Ne avremo circa una trentina. Una trentina. Sì, sì. Prima Evelyn ha spiato, che mi ha già raccontato qualcosa, perché in realtà io lo scorso anno sono andata a trovare la sua buttea, un posto bellissimo Sì, dove sì. tu ti occupi di tutte queste capre, ma Sì, ti sì. occupi anche della parte della raccolta del fieno per alimentare Sì, proprio... aiuto, diciamo, ho trovato il compagno, anche lui della stessa passione, Mhm. quindi ci siamo uniti, ho portato giù le mie mucche, le mie capre e portiamo avanti. Per più io mi dedico a mio figlio, un bambino di 5 anni, quasi 5 anni, poi quando posso aiuto lui in azienda con le capre, con le mucche. Adesso, vabbè, adesso c'è il periodo che vai a pulire i prati, inizi a preparare i campi e poi si inizia con la stagione che si inizia a portare al pascolo le bestie e poi la fienagione. Perché poi voi queste bestioline le portate da lì dove siete a Buttea, le portate sui prati alti. No, cioè l'azienda, Ok. l'azienda è dall'altra parte verso il comune di Tolmezzo, che si Ok. chiama Sella di Duron, e stanno tutto l'anno lì e poi stanno tutto l'anno lì, vanno al pascolo, d'inverno stanno chiuse per il tempo. Ah, ok. Quindi non fate il trasferimento. Prima che facessero la stalla lì in Duron facevano il trasferimento i genitori del mio compagno. Perfetto, io sto studiando le storie di un sacco di persone, a volte faccio confusione, Sì, quindi... sì, capita. Perché sai cos'è? Sono storie talmente belle Sì. che poche persone conoscono, che veramente io sono affamata di tutte Sì, queste sì. curiosità e anche di quando appunto fanno il trasferimento delle vacche Sì, che sì. le adornano con i fiori, insomma Sì. quando le spostano, Quella quando si finisce chiama la transumanza. la transumanza. Vengono Sì. messi i campanacci quando salgono verso le Malghe, quando si finisce si chiude la stagione, quando scendono a valle. È una Certo. tradizione che adesso fanno in pochissimi. Sono tradizioni che però potrebbero attrarre veramente molto turismo, Sì, che sì. sarebbe una manna dal cielo per il nostro territorio, Sì. perché abbiamo tantissime cose belle da mostrare, ma a volte avendole proprio sotto mano le diamo un po' per scontate. L'ultima che ho fatto io con mio papà, ti parlo di 6 anni fa, 6-7 anni fa circa, l'ultima che abbiamo fatto, siamo partite da Margaludin, Sì? quindi verso sopra Ramaz e siamo venuti fino a Mesincinis a piedi, 7 ore di camminata. 7 ore di una passeggiatina così in montagna. Sì, poi è tutta lenta la strada, ne fanno Va bene. fatica. Avevamo 4 mucche, l'ultima che ho fatto con mio papà. L'ultima. L'ultima. Oggi tu e tuo marito questi animali conferite il latte, dico bene, mi ricordo, quindi fate conferimento a... Vendiamo la latteria di Sutrio, Mhm. e portiamo il latte alla latteria di Sutrio, all'Alto But, come altri tanti della zona, della Carnia. Tutti gli allevatori all'incirca fanno così. Fate in questo modo. Sì, Bene, quindi è proprio latte locale che viene lavorato localmente. sì, sì. Però io mi ricordo, perché tu mi avevi fatto un regalino l'anno scorso, mi hai regalato una saponetta profumata, Allora, che è col un latte tuo di- hobby. Sì, il mio hobby con latte di capra. Eh, Ne ho iniziato così perché ho studiato chimica, ho fatto il professionale a Tolmezzo, avevo sempre questa mania, diciamo, di provare a fare questo sapone fatto in casa,
Poi leggendo libri, quello che l'altro, ho letto il sapone con latte di capra, ho detto proviamo. Più volte sono riuscita a farlo meglio, allora faccio qualcuno un regalino, così se qualcuno me lo chiede, perché comunque è un sapone delicato, soprattutto per chi ha le pelli delicate, che ha allergie. Mi è ricercato, diciamo, sì. Chi glielo regala che ha quel piccolo problema, gradisce volentieri. Ecco, allora tu non lo sapevi, non potevi saperlo chiaramente, io ho una malattia della pelle fastidiosa, è la psoriasi, niente di che, ma quando ho usato il latte di Evelyn, che tra l'altro aveva all'interno anche delle erbe, che poi ci racconterà lei che erbe erano, io mi sono ritrovata con la pelle veramente morbida, setosa, Sì, profumata. viene elastica la pelle, è morbida, soprattutto il sapone è quello che aggiungo anche il miele. Avendo anch'io una pelle delicata, si sente subito, no? La differenza. La differenza, sì. Nella mia saponetta c'era, credo, calendula, può essere? Sì, metto la calendula, la lavanda, per dare anche un po' di profumo, perché in sé il sapone non ha profumo, no? Non ha, sì, ha il suo odore, senti un po' di latte di capra. Allora si aggiunge anche per conservare, come la lavanda è un antiossidante naturale. Certo, abbiamo gli antiossidanti in giardino, io ce l'ho in terrazza, uno si chiama rosmarino. Anche il rosmarino. E a volte non ci rendiamo conto quanto la natura ci dia tutto, che Sì, non serve sì. andare in una super città nella spa per Sì, fare un sì. bagno nel latte d'asina come Sì, Cleopatra, sì. ma proprio con le saponette, anche quelle che fai tu Sì. con il latte di capra, abbiamo dei risultati favolosi. Sì. Senti Evelyn, è sempre stato facile essere una ragazzina di montagna con le capre? In società di adesso è un po' difficile, no? Vieni un po' emarginata, no? Ci sono pochi che ti capiscono. Sì, all'inizio, vabbè, un po' duretta, no? C'è stato un po' di quello che si chiama Sì, bullismo. sì, sembra che sia una cosa orribile perché hai mucche o capre, no? Ma io non ho mai mollato, ho sempre Tosta. tenuto duro, non ho mai mollato la mia passione. Ancora adesso ci sono che mi dicono stai solo sempre dietro le capre, tu le tue capre, che così, che colà. Ma io dico, ognuno fa quello che vuole, la sua la vita, no? Pensa tu, ti coccoli le capre, dai Sì. bacetti alle capre, io c'ho Perla, qualcuno dai bacetti al Sì, telefonino, io adesso non saprei dire quale è peggio, ecco. come a Butteano gli ho detto al mio compagno, qui devi portarmi 2 galline, 2 conigli, perché sento come sola, no? Cioè ho il governo delle mie galline, i miei conigli, poi ho portato i gatti, io c'ho il cane, perché mi piace avere contatto con gli animali, no? Non rimango senza animali, no? È Certo. dura, no? Certo. Io ho la fortuna di avere anche dei caprioli che ogni tanto così sbucano dietro Sì, casa quello e mai. ritornare un po' al contatto con la natura. Sei veramente un grande esempio, fatelo dire, perché io ho voluto fare il punto su questa cosa del bullismo legato alle Sì, persone sì. che fanno agricoltura. Sì, sì. Abbiamo avuto altre donne qui che allevano e coltivano altre cose, sono delle valli del Natisone, tu arrivi dalla Carnia, ma le donne della Carnia sono storicamente donne tenaci, forte, di buon esempio e ottime madri di famiglia, questo proprio è storia, non è che lo Sì, racconto sì. io. E tu pensa che nel tuo essere così semplice con le galline e i conigli, però sei in televisione. E tutte le persone che così Sì, sono un sì. po' contrarie alla vita agricola non si rendono conto che comunque mangiano yogurt, formaggi. A me è successo una volta, no, che ho conosciuto una psicologa e parlavo con questa psicologa e mi fa, gli ho spiegato, hai un figlio, ma che lavoro fate voi? Così così, mi guarda e mi fa, guarda, tuo figlio è davvero fortunato. Sì. Mi ha detto solo queste parole, e lo so, gli ho detto. Perché comunque dal contatto con la natura impari sempre qualcosa di nuovo, no? Ci sono delle basi importanti. Sì. Poi puoi diventare un fisico nucleare. Sì, sì. Ma diventando... Dalla natura impari tanto. Esatto. È tutto un collegamento, tutto collegato. Ricadi sempre lì. Ricadi sempre lì, perché comunque mangiamo, ci vestiamo con tessuti Sì. che arrivano dalla natura e a volte ce lo dimentichiamo e ci vogliono proprio persone come te che ce lo ricordano. Sì. A proposito di locale, contatto
con la natura. Anche io sono molto legata al territorio, infatti il piatto che ti ho preparato te l'ho preannunciato, sono i Blacks, quindi carnici, però conditi con il San Daniele, con il prosciutto di San Daniele. Te li porto? Pronta? Sì, sì. Via, andiamo con l'assaggio. Essendo una pasta fatta in casa, il tempo di cottura dipende un pochino dallo spessore a cui abbiamo tirato la sfoglia. I miei sono abbastanza sottili, quindi 4-5 minuti sono più che sufficienti. A questo punto la pasta è cotta, la raccogliamo con una schiumarola e la versiamo direttamente nel condimento. Ne cuociamo un po' alla volta e la lasciamo riposare qui, in modo che quando andremo a servirla avrà raccolto anche il liquido della crema di latte. Ecco Evelyn, i tuoi Blacks sono pronti. Grazie. Guarda che scottano un pochino. Buoni. Buoni? Sì, buoni, buoni. Hai proprio gusto. No, sledu buon. No, buoni. Evelyn mi ha spiato che lei i Blacks li fa con farina e acqua. Io appunto le ho fatto una ricetta vecchia, come dicevo prima, quindi speravo che le piacesse comunque. Sì, tutto buono. Ottimo. Noi le chiamiamo, come ti avevo detto, Agnes. Agnes. Agnes, sì. Perfetto, quindi chi va in Carnia si ricordi di ordinare le Agnes quando va al ristorante, perché i Blacks lì si chiamano così. La cosa bella del Friuli, io lo dico sempre, è anche che all'interno della stessa lingua abbiamo tanti dialetti, tutti belli, tutti molto musicali. Io veramente ringrazio Evelyn per essere venuta fino qui. Grazie a te. Grazie per essere stata con noi. Adesso ti lascio mangiare tranquilla. Con voi, come al solito, ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta, una nuova puntata. Andi a tutti. Maman e tigni si conto.